ragazzi, questo posto è veramente magnifico. Naturalmente dobbiamo stare molto attenti dove mettiamo i piedi. Come dicevo, qua evidentemente durante qualche piena in queste ultime settimane, che c'è stata qualche pioggia abbastanza intensa, questi rami sono stati trascinati dalla corrente su dalla gola, quindi credo che sia assolutamente sconsigliato avvicinarsi in queste vicinanze dove c'è la piena. Guardate che spettacolo, ragazzi. Allora, più avanti c'è la gola con la cascata, purtroppo non ho la possibilità di andare a vedere, ma perché non abbiamo molto tempo, però proviamo a vedere com'è da questa parte. Ok, adesso dobbiamo risalire qui e proviamo ad affacciarci dove c'è il canyon con il salto. Guardate questi alberi, questi tronchi trascinati da chissà dove. Ok, questo è il pendio che ci aspetta. Un bel canalone scavato dalle piogge. Pietre che qualcuno mette una sopra l'altra come a mo' di scultura. Allora, qui dobbiamo stare molto attenti perché oltre abbiamo uno strapiombo, quindi noi con molta cautela andiamo a vedere.
senza, guardate un po', così andiamo qua. Spettacolare. Dai, abbiamo fatto 29, facciamo 30. Piccolo ostacolo, abbiamo la possibilità, ragazzi, io direi di non andare oltre perché siamo già abbastanza. Qui sotto abbiamo uno strapiombo di almeno una cinquantina di metri, quindi è meglio non rischiare oltre. Spettacolo, ragazzi. Ok, direi che per adesso può andare bene. Facciamo un altro piccolo sforzo, proviamo ad affacciarci qui. Qui sotto c'è il vuoto, allora qui sono stato qualche annetto fa, 2 anni fa forse, e ho fatto un video con il drone, avevo anche il drone, quindi vi metto sopra il link per andare a vederlo, ve lo consiglio. Va bene, riprendiamo la strada del rientro, incamminiamoci alla nostra autovettura. Guardate questa roccia, spettacolare. Vediamo se mi ricordo dove sono passato. Guardate qua. Stiamo attenti a non scivolare perché non voglio finire sotto. Ok. Vamos. Spero che vi sia piaciuta questa piccola parentesi naturalistica, ma
ci tenevo a farvi vedere la conformazione del territorio. Ok, povero albero. Va bene ragazzi, scusate il fiatone, ma c'è un po' di pendenza da superare. Ciao belli, ci vediamo al prossimo video.